Prima di andare da Iuri De Luca, e poi torniamo anche ancora su questo ed altri temi, vediamo la vicenda di Walter Onichini, che è stato rinviato a giudizio per tentato omicidio dopo aver sparato nel 2013 ad un ladro, a dei ladri. Vediamo. Bravo, bravo. Alla fine ha cominciato a Un abbraccio, una forte pacca sulla spalla e Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, accusato di tentato omicidio aggravato, esce dal tribunale con un rinvio a giudizio previsto per il 9 gennaio prossimo. La sua vicenda aveva fatto discutere. Onichini era diventato per tutti il simbolo della legittima difesa. 2 anni dopo toccherà a Graziano Stacchio, il benzinaio del Vicentino. Te la senti di dire qualcosa? No. Non ho voglia, grazie. Onichini aveva sparato ad uno dei ladri che dopo averlo derubato stava cercando di fuggire con la sua auto. Lo aveva caricato nella sua macchina e poi lasciato in aperta campagna. Come allora politica e movimenti e anche semplici cittadini si erano mossi per lui, anche oggi fuori dal Tribunale di Padova il sostegno è stato forte. Lui si è soltanto difeso e in Italia se ti difendi sei morto per questo Stato italiano. Perché non arrestano consoli e lo mandano in galera e buttano via le chiavi? O Zonin che va via con l'autista e buttano via le chiavi, che ha derubato 12 miliardi di euro 2 banche ai veneti. No, e Galan e Chisso e tutta quella gente che ha rubato a livello politico. Rinviato a giudizio dunque, e durissima questa mattina è stata la reazione della gente, tra di loro moltissimi indipendentisti veneti. Le forze dell'ordine rischiano la vita, liberano i criminali, gli stupratori, i rapitori di bambini, eccetera, e poi processano un padre di famiglia che ha difeso di difendere la propria famiglia, moglie e figli. Grazie Stato italiano. Servizio di Anna De Roberto, questo era Michele Favero di Indipendenza Veneta, come di Indipendenza Veneta Iuri De Luca. Allora, De Luca, se vuole partendo dai migranti, poi arrivando... Certo. Allora, qui su due cose, su due vicende molto diverse, c'è una similitudine molto grave, molto grande. È lo Stato italiano che con tutte le sue diramazioni riesce a far confusione, riesce a destabilizzare tutti i territori in modo di non far capire cosa è giusto e cosa è sbagliato a questo punto, perché siamo in presenza, per quanto riguarda Walter Onichini, di un padre di famiglia che per difendere la propria famiglia, la propria proprietà privata, deve risarcire 300.000 euro a uno che ha cercato di rubare. Quindi è un premio per un ladro. Questo fa lo Stato italiano e questo lo sta facendo in Veneto. Allora, io non riesco a capire come si possa discutere di questo aspetto. Cioè, è una cosa sbagliata a 360 gradi. Io, quando vengo aggredito, viene violata la mia proprietà privata, non ci sono se e ma che tengano. La mia proprietà privata si chiama così perché è sacra per me e garantisce la mia sicurezza. E attualmente all'interno dello Stato italiano, con tutte le sue diramazioni, lo ripeto perché è questo, non la garantisce più. Partendo dalle nostre forze dell'ordine che sono massacrate, diciamo, perché non sanno bene neanche loro come possono intervenire. Quindi c'è la discussione se posso intervenire quando un ladro entra in casa mia e può offendere la mia famiglia. Come posso farlo? Se posso farlo con una pistola, se posso difendermi o no. Quindi devo chiedere al ladro, scusa, cosa hai in mano o cosa hai in tasca? Hai una pistola, un coltello? Come pensi di offendermi? Siamo arrivati a questo, l'assurdità più incredibile. Io non posso accettare, e tutti noi indipendentisti veneti, ma penso tutti i veneti non possano accettare questo, perché si tratta di sicurezza, è uno dei valori fondamentali per poter crescere sani, per poter crescere in pace. Se ci manca la sicurezza, come possiamo pensare di far crescere le future generazioni? Noi stiamo guardando i nostri giovani più validi che vanno all'estero e hanno ragione a farlo, hanno ragione. Con questo Stato come puoi pretendere e ambire a un futuro qui, dove oltre al futuro economico, mi allaccio anche a questo, ti tolgono la sicurezza, ti tolgono la possibilità di crescere con i propri coetanei del proprio Stato, della propria patria. Addirittura questo, tuteliamo di più di noi stessi
quelli che arrivano da altre realtà. Ma per l'amor di Dio, diciamo, la garanzia verso le altre popolazioni, quelli bisognosi, è sacra. Dobbiamo garantire a chi ha diritto, ma a chi non ha diritto è giusto che torni a casa. E allora nella stampa tutti i giorni leggo quanti immigrati arrivano nelle nostre terre. Perché non lo dicono più. Non lo dicono neanche più, addirittura. Mi piacerebbe sapere un giorno che dicessero quanti vengono rimpatriati, perché tutti si riempiono la bocca di questioni di un certo tipo e si dimenticano la realtà delle cose. Dal 2015 ad oggi sono 1.300.000, questo è il dato complessivo. No? Ma non viene mai citato questa cosa qui. Per quanto riguarda la vicenda di Abano Terme, qui è una cosa incredibile. Noi sappiamo che il Veneto è la patria del turismo, in Italia è l'eccellenza, non c'è nessuno che ha più turismo del Veneto. Possiamo esportare il nostro programma, come portiamo avanti il nostro turismo, lo promuoviamo, pur non avendo, diciamo, il Papa all'interno dei nostri confini che attrae molto turismo. Abbiamo le Dolomiti però. Sì, beh, certo, ma penso che anche altre regioni in Italia abbiano eccellenze di questo tipo. Non abbiamo il mare, per esempio, della Campania o della Sicilia, esempio tra tutti, no? Quindi stanno cercando di indebolirci anche dove siamo i più forti. Questo, se non lo chiamiamo disegno, cos'è? Di sicuro è dello Stato italiano, e questa è un aggravante su tutto questo, perché lo Stato italiano, ricordiamoci, lascia fare alle cooperative tutto quello che stanno facendo. Allora, Iuri De Luca, siamo andati anche sulle riforme e sulle pensioni. Secondo lei il referendum sull'autonomia, no? Adesso non se ne parla più, è stato proposto da Zaia. Zaia aspetta una risposta dal governo, il governo nicchia. Come andrà secondo lei? E secondo voi cosa rappresenta? Allora, per quanto riguarda il referendum sull'autonomia, diciamo che c'è un rimpallo tra governo, Zaia, c'è diciamo una presa di tempo. Cerchiamo di dilazionare in là questo referendum, è una bella iniziativa, magari portiamolo più in là possibile, così ho l'alibi. Mi sembra tanto questo. Chiaramente, parlo per Indipendenza Veneta, qualsiasi iniziativa che possa portare qualche beneficio in termine economico e in qualsiasi altro termine al Veneto è ben accetta da noi, anzi sicuramente non voteremo no se ci fosse un referendum per l'autonomia. Chiaro è che in uno Stato, e allora mi rilaccio agli altri discorsi, che sta cercando di togliere linfa alle diramazioni locali come regioni, come province, come comuni, penso che non voglia aiutare il Veneto, penso che non possa lasciare qualcosa in termini fiscali al Veneto e penso che non possa dare nulla di quello che è stato chiesto. Ricordo comunque che nel dibattito tra Regione Veneto e Stato centrale non c'è nulla in termini fiscali, perché l'autonomia tanto paventata non c'entra con i termini fiscali, non si abbasseranno le tasse, non ci saranno maggiori contributi per le imprese, quindi si sta parlando praticamente del nulla, però se può portare qualche beneficio al Veneto, io non posso che essere d'accordo nel celebrarlo e dare un qualche valore al consenso veneto. Però noi stiamo parlando sempre di uno Stato il quale corpo sta incancrenendosi pian piano, quindi stanno spostando tutte le risorse a Roma, che chiaramente non è un sistema, un esempio di buona gestione delle risorse, di buona gestione di qualsiasi tipo. Fatto sta che l'80% del debito italiano è stato prodotto dalla sede centrale, Sì, non è stato prodotto dalle regioni, dai comuni, eccetera. Quindi io mi chiedo cosa vogliamo pretendere da una trattativa rivolta allo Stato centrale, che tra l'altro si appresta a votare su un referendum
che di fatto queste ramificazioni locali le vuole togliere e abolire totalmente, perché si sta parlando di rendere le regioni delle macro province, no? Questa è la realtà, poco di più, poco di meno, ma questo è il disegno di fatto che viene dato, senza parlare di tutto il resto della riforma che è scandaloso. Utilizzare un termine fascista che si chiama supremazia da uno Stato chiamato democratico e schierato a sinistra, penso che sia molto ma molto grave. La clausola di supremazia, la clausola di supremazia dello Stato ha l'ultima parola, no? Su qualsiasi sì, per tutelare l'unità dello Stato e tutte le materie di ambito economico, lo Stato può fare alto o basso quello che vuole. Io penso che anche nelle deleghe che lascia la regione, esatto, può invocare la supremazia della necessità nazionale, quindi vuol dire tutto. Poi certo, è chiaro, ma io ho sentito parlare di essere patriottici. Io mi domando come possiamo essere patriottici davanti a questo Stato, perché essere patriottici è una parola chiara e molto forte, ma io vado a difendere uno Stato che mi rappresenta. C'è qualcuno qua dentro che si arroga l'esclamazione di dire questo Stato mi rappresenta? Io penso proprio di no. E quindi essere patriottici con questo Stato, mi permetto di dirlo, è quasi impossibile, se non a qualche visionario che vede altro rispetto alla realtà delle cose. Quindi ecco che essere realisti, essere patriottici e volere il bene dei propri concittadini è assurdità e folle assurdità.